la tua radio. Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora diciamolo chiaramente, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo, ma ogni centesimo di secondo che il carabiniere di Rimini trascorre nello stato di indagato, nella fattispecie indagato per eccesso colposo di legittima difesa, è inaccettabile per uno Stato civile, è inaccettabile per qualunque cittadino osservatore onesto che tiene alle proprie libertà e a chi è deputato a tutelarle, come ha fatto nella fattispecie questo carabiniere che piuttosto è un eroe civile. Riepiloghiamo la vicenda che ormai è stranota, ma nel racconto della vicenda c'è la stessa stortura, no, di quello che sta accadendo. Nella notte di Capodanno a Villa Verucchio, in provincia di Rimini, un egiziano si è messo ad accoltellare a caso i passanti con una lama lunga circa 22 centimetri. Ha ferito 5 persone, un giovane ferito molto gravemente, è stato raggiunto al volto, gli altri meno gravemente, ma ha accoltellato chiunque gli capitasse a tiro in quel momento. E dopodiché il carabiniere era nei paraggi, si è avvicinato per fermarlo, l'egiziano gli andava incontro minaccioso brandendo questa lama di 22 centimetri, il carabiniere a quanto risulta ha sparato colpi di avvertimento in aria, questo se ne fregava e continuava ad avvicinarsi con fare chiaramente minaccioso, minacciava il carabiniere, minacciava chiunque fosse a tiro. A un certo punto il carabiniere ha esploso dei colpi di pistola e il ragazzo è morto. È morto uno che stava accoltellando a caso le persone. Potevo essere io, chi vi ascolta, i vostri figli, i vostri amici, cioè chi è stato accoltellato era come dire, colpevole solo di passare da lì in quel momento. Tra l'altro, parentesi ma non troppo, l'accoltellatore aveva in tasca il Corano. È un elemento di cronaca, diciamo che non capita mai che accoltellatori del genere abbiano in tasca il Vangelo, dei testi sacri buddisti. Capita che abbiano in tasca il Corano, che come dire, cito un elemento di cronaca senza trarre ulteriori conclusioni, ma al di là di questo è inaccettabile che questo carabiniere sia indagato. Questo carabiniere ha fatto il suo dovere da un punto di vista professionale, ha fatto una cosa giusta umanamente e moralmente, ha difeso tutte le persone che erano lì in quel momento nei dintorni a tiro di questa furia omicida casuale di questo egiziano. È da lodare. Una società sana lo loderebbe questo carabiniere, non lo indagherebbe. È un formalismo, va bene, avete come dire, aperto il fascicolo, chiudetelo mezzo secondo dopo, perché non ha una ragion d'essere. Questo coinvolge l'aspetto giudiziario della questione. Poi c'è un aspetto del dibattito, per cui è 2 giorni che il mainstream e i commentatori seri e riflessivi trovano normale che a Milano delle squadracce nordafricane, anche qui è cronaca, sequestrino Piazza Duomo insultando l'Italia, gli italiani e ancora le forze dell'ordine, che sono, come dire, quelli più nel mirino. Quella cosa è normale per loro, non bisogna ricavarne nessuna ripercussione. Per fortuna invece le forze dell'ordine stanno indagando e speriamo fermino molti dei responsabili di questo sequestro di Piazza Duomo che è avvenuto a Milano. D'altro canto,
invece questo carabiniere che fa il suo dovere e salva delle persone è indagato, e anche questo per loro signori è normale, cioè proprio ormai viviamo e dobbiamo citare Vannacci per forza, perché non è un caso se Vannacci ha avuto successo con quel libro, viviamo in un mondo al contrario, è un mondo al contrario, quello che indaga il carabiniere e che non gli dà una medaglia. Grazie a tutti.